Interrompiamo subito le trasmissioni per un comunicato del movimento estremista ligure, perché qualcuno ultimamente sta insinuando che in questa situazione difficile oggettivamente per la regione Liguria noi ci sguassiamo, siamo felici. Noi siamo felici. Ma noi siamo felici, noi che lavoriamo proprio a contatto con il turista, con quello che viene da fuori, siamo felici. Noi abbiamo fatto una spedizione l'altro ieri per andare a bloccare le autostrade a tutti i foresti, a tutti i milanesi, a tutti i piemontesi. Siamo rimasti bloccati in autostrada. Dopo 2 ore di coda, siamo tornati indietro con le pive nel sacco. Noi siamo veramente in difficoltà, siamo in ginocchio. Abbiamo ordinato 4 bilici di meduse da spargere nel mare. Sono bloccate a Rossiglione, non stanno arrivando, pare che mezzo bilico sia anche sversato nello Stura, già con le difficoltà che hanno nella Valle Stura. Adesso pare che le meduse si siano in qualche modo incrociate con la fauna ittica del posto, cioè della gente che è stata punta dei cavedani ai laghetti di Tiglieto. Siamo veramente in una situazione critica. Questi bilici di meduse devono arrivare, non vorrei che succedesse come con le orche, che l'abbiamo ordinate l'anno scorso a febbraio e sono arrivate a dicembre, così non serve proprio a niente. Ragazzi, noi lavoriamo a contatto con i milanesi, con i piemontesi, dobbiamo farci capire in qualche modo che non siamo contenti, a parte che sono ritornati ancora più spocchiosi di prima. Vanno nei ristoranti, questa gente, come se non fosse successo niente. Chiedono che gli porti da mangiare al tavolo, ordinano, capisci? Ci trattano veramente come se fossimo dei servi. L'altro giorno uno ci fa: cameriere, scusi, mi può portare del pane? Prima che te lo vai a comprare! Non ci nasce mica nelle tavole, sotto le tavole non ci nasce. Mi sono anche impapinato. E dammi la linea, mi sono impapinato. Cosa mi devi togliere la linea perché mi sono impapinato? E allora? Stavo raccontando che l'altro giorno mio cugino, che c'ha una focacceria lì a Spotorno, no? È entrato uno di questi milanesi che aveva già la spocchia da milanese, no? Era lì mio cugino, ovviamente, faceva finta di non vederlo. A un certo punto, dopo mezz'ora che era lì, questo milanese ci dice: scusi, ma non mi serve? Mio cugino con la coda dell'occhio ci fa vedere il cartello che abbiamo messo lì, c'è scritto: serviamo prima i liguri. È una questione di sicurezza, non mica se lo sono inventati. E quello dice: ma scusi, servono prima i liguri? Sono solamente io qui in negozio. E mio cugino ci dice: appunto, se non arriva prima un ligure, come faccio a servire prima lei? Tanto ha fatto che hanno dovuto chiamare i vigili, e uno di questi vigili si è comprato un netto di focaccia in modo che sia stato servito il ligure e poi hanno servito anche lui. Ma questi sono tanti. Ma dai, ma non mi toglie la linea sempre! Dai, volevo parlare anche di cose positive, perché questo Covid ci ha un po' cambiato. Noi abbiamo vissuto delle esperienze personali. Io sono stato chiuso in casa nel lockdown. A un certo punto volevo andare un attimo nel Poggiolo, che è lì nella camera dei miei bambini. Entro nella camera dei bambini, loro mi guardano e mi dicono: vai via che sei un foresto. Sono cose che ti fanno pensare. E allora ho riflettuto su di me, su tutta la nostra... Sì, ho riflettuto, perché ho capito che i milanesi in questo periodo di Covid ci devi convivere insieme, devi usare tutte le precauzioni, ma non puoi pensare che non ci sia, ci devi convivere. E allora finirò questo mio collegamento, se mi lasciate un attimo la linea. Volevo fare una citazione alta. Volevo citare il grande John Fitzgerald Kennedy, che era un nome d'arte, perché lui si chiamava Franco Barbagelata, ma abitava in Piazza Rossetti, proprio lì davanti a Piazzale Kennedy, e da quello aveva preso il nome. Lui diceva: non pensare a quello che la Liguria può fare per te, anche se perché aspetti che noi facciamo qualcosa per te, beh, puoi anche morire, ma invece pensa a quello che tu puoi fare per la Liguria, perché ricordati, dopo qualsiasi temporale, un pallido sole sbuca, ed è il momento di dire: Milano, su... Milano, su per giù sono 140 km, questo volevo dire, precisione geografica. Adesso prenditi la linea, belli, sanno tutto loro. Prendi la linea? Lei, presa sta linea, belli. Aspetto qui finché non ti prendi la linea.